Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Nuova strage di migranti nel canale di Sicilia, 6 morti, 40 i dispersi, semiaffondato il gommone sul quale erano partiti dalla Tunisia, soccorsi altri 26 partiti dalla Libia. A Drano in lutto cittadino, alle 16 funerali dei 3 braccianti morti nello scontro frontale a Carrentini, inchiesta per omicidio colposo, sequestrato il furgone delle 3 vittime, le gomme del veicolo appaiono fortemente usurate. A Palermo, scene di guerriglia urbana fino a tarda notte per le Vampe di San Giuseppe, imboscate ai vigili del fuoco, a Brancaccio, fitto lancio di pietre e bottiglie sui mezzi dei pompieri. Protesta davanti alla regione degli operatori dei call center Almaviva, da 2 anni senza lavoro, chiedono di avviare presto i nuovi numeri sanitari 116 e 117, nei quali dovrebbero essere impiegati. Difendiamo i prodotti alimentari siciliani. A Vittoria, nel Ragusano, assemblea degli agricoltori aderenti a Coldiretti. La terra dei fuochi di Catania, brucia ancora la spazzatura accatastata nei pressi del faro Biscari, uno scempio ambientale che mortifica la città e annulla ogni progetto di rilancio. La festa del papà, sempre sentiti, gli omaggi a una figura che pure è in trasformazione, prima autoritaria, oggi sempre più presente ed emotivamente coinvolta. Intanto Siculiana, vicino alla Valle dei Templi, si rivolge alle coppie e offre un weekend a €1 ai primi di aprile. Calcio, niente ribaltone sulla panchina del Palermo, vista l'impossibilità di trovare un accordo di pochi mesi con un nuovo allenatore, il City Group ha deciso di proseguire con Dionisi. In C si svuota l'infermeria del Catania. Toscano, per il finale di stagione, ritrova uomini importanti. Bentrovati, il nuovo naufragio nel canale di Sicilia, sono riprese le ricerche dei 40 dispersi, sono impegnati anche aerei della Guardia Costiera, sono 6 i corpi senza vita recuperati vicino all'isolotto di Lampione. Davide Sardo. 6 cadaveri recuperati, 10 superstiti che ricorderanno a lungo la traversata dell'orrore ed un dramma dell'immigrazione che non conosce fine, ma anche 40 dispersi. Il tratto di mare tra Sicilia e Africa si conferma crocevia di morte per chi lo attraversa con la speranza di approdare in Europa, lasciandosi alle spalle guerre, fame e miseria. Le navi della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno sbarcato a Lampedusa, oltre ai superstiti di un naufragio che sarebbe avvenuto a più riprese, e anche 6 cadaveri, tutti uomini. Alla largo dell'isolotto di Lampione, il primo intervento delle motovedette per soccorrere un gommone semiaffondato sul quale c'erano 6 uomini e 4 donne. I migranti hanno riferito di essere partiti domenica notte in 56 da Sfax in Tunisia, ma dopo meno di 24 ore di navigazione, mentre erano in acque internazionali, molti migranti sarebbero caduti in acqua, forse a causa del mare agitato. Se il racconto dovesse essere confermato, all'appello mancherebbero una quarantina di persone. Nonostante le condizioni meteo marine avverse, uomini e mezzi della Guardia Costiera, supportati da velivoli di Frontex, delle Forze Armate, della Polizia, stanno scandagliando il tratto di mare dove si sarebbe consumata l'ennesima tragedia del mare. Allertati anche i centri di coordinamento del soccorso marittimo di Malta e della Tunisia per le ricerche nelle rispettive aree SAR di competenza. L'ultima ora da Palermo, un giovane è morto in un incidente stradale in Viale Regione Siciliana. Il 22enne ha perso il controllo della sua auto finendo contro una pensilina di attesa dei mezzi pubblici dell'AMAT. Nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto poco dopo. Nel pomeriggio a Drano, in lutto cittadino, i funerali dei 3 braccianti morti nell'incidente stradale di Carlentini. Nell'inchiesta per omicidio colposo, occhi puntati sullo stato di manutenzione delle gomme del furgoncino, sul quale le vittime viaggiavano. Lorena Dolci.
La gomma che esplode, la sbandata, lo scontro frontale col camion proveniente dalla parte opposta. Sono gli ultimi istanti di vita dei due Salvatore e di Rosario, le 3 vittime del tragico incidente di Carlentini. C'è anche un testimone a raccontarlo, un avvocato che seguiva di pochi metri il furgoncino a 9 posti che stava riportando a casa i braccianti dopo una giornata di lavoro in campagna. Ma c'è anche qualcos'altro. L'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Augusta sta indagando sulla manutenzione del mezzo che viaggiava ogni giorno su quelle strade. Il supplemento di indagini servirà a capire lo stato di manutenzione del furgone di proprietà di un'azienda di Adrano e se era provvisto di revisione. Così anche gli pneumatici a un primo esame risulterebbero fortemente usurati. Forse quella foratura, il dubbio dei magistrati, poteva essere evitata. Alla guida del mezzo c'era un operaio rimasto gravemente ferito, uno dei 7 ricoverati in diversi ospedali. Nessuno di loro è ancora stato interrogato, mentre gli autisti dei 2 mezzi sono risultati negativi ai test alcolemici. I familiari, i sindacati e l'intera comunità chiede adesso verità e giustizia. Il 18enne Rosario Lucchesi, che aveva cominciato a lavorare soltanto da pochi giorni, lascia la compagna che è in attesa di un bambino. Braccianti di lungo corso invece Salvatore Lanza e Salvatore Pellegriti, di 60 e 56 anni. Per le loro famiglie la Giunta di Adrano ha deciso una serie di misure a sostegno, da un contributo economico all'esenzione dalle spese di tumulazione. Nel pomeriggio alle 16 funerali congiunti nella chiesa madre di Adrano, celebrati dall'arcivescovo di Catania Luigi Renna. A Palermo, vampe, sassaiole e danni ai mezzi dei Vigili del Fuoco. Notte di movida violenta alla vigilia di San Giuseppe e così la tradizione sconfina nella guerriglia urbana. Marco Gullà. Scene di guerriglia urbana fino a tarda notte a Palermo per le vampe di San Giuseppe. Il bilancio è di diversi mezzi danneggiati dai lanci di pietre e bottiglie, 4 dei Vigili del Fuoco e 1 della RAP. In alcuni casi sono state organizzate vere imboscate per i Vigili del Fuoco, segnalato infatti un incidente stradale nel quartiere di Brancaccio. All'arrivo dei pompieri il loro mezzo è stato preso di mira con un fitto lancio di pietre e bottiglie. 30 gli interventi delle squadre antincendio in diversi quartieri della città. Sono in corso indagini da parte di carabinieri e polizia per identificare quanti hanno partecipato ai disordini, soprattutto nei pressi dell'ospedale civico e a Brancaccio, e poi Sperone, Borgovecchio, Zen e nell'area di via Spedalieri. I vigili del fuoco, nonostante le difficoltà e gli atti di vandalismo, hanno continuato a operare fino a notte fonda per riportare la situazione sotto controllo. La solita notte di guerriglia per una tradizione che ormai si intreccia con la cronaca. Sempre a Palermo, tornati in piazza gli ex Almaviva utilizzati come operatori di call center Covid durante l'emergenza e che invece da 2 anni sono rimasti senza lavoro. Chiedono di fare presto nell'attuazione del progetto dei nuovi numeri unici sanitari, il 116 e il 117, nei quali dovrebbero essere impiegati. Manlio Viola. Vogliamo il lavoro! Vogliamo il lavoro! Durante la pandemia furono usati come operatori dei call center dei centri vaccinali attraverso una convenzione fra Ministero della Salute, Regione Siciliana e azienda Almaviva Contact. Finita l'emergenza, per loro non c'è più una collocazione, non sono più utilizzabili per Almaviva, ma non servono più neanche al Ministero della Salute. E per questo sono tutti in piazza gli ex operatori dei call center Covid, attualmente in cassa integrazione in deroga, grazie a una proroga ottenuta al fotofinish a dicembre per un intervento diretto del Presidente della Regione, senza il quale probabilmente sarebbero senza un lavoro. Sono passati 3 mesi però e non c'è ancora traccia del progetto 116-117, ovvero l'istituzione dei 2 numeri unici sanitari per i casi urgenti ma non di emergenza. Sono ormai quasi 2 anni e mezzo che viviamo questa situazione dalla fine della pandemia. Dopo aver prestato servizio per il Ministero della Salute, diciamo che ci hanno messo in stand-by. Siamo dei lavoratori che ormai abbiamo tutti 40 anni, 50 anni delle famiglie tra l'altro create anche all'interno dell'azienda Almaviva, per cui figli, bambini da crescere, capite bene che la situazione è abbastanza delicata. In piazza con loro ci sono anche i rappresentanti sindacali, oltre ai semplici lavoratori, e tutti chiedono attenzione e un lavoro stabile. Noi chiediamo al governatore di sollecitare e di trovare una soluzione per questi
diversi lavoratori che nel periodo della pandemia si sono attivati e hanno dato una grande mano a tutta l'umanità, direi, e quindi adesso non possono essere abbandonati. A supporto della manifestazione anche deputati di opposizione come il 5 Stelle Adriano Varrica. Oggi siamo qua in piazza a sostegno dei lavoratori perché abbiamo bisogno di risposte, abbiamo bisogno di chiarezza, abbiamo bisogno di un percorso trasparente. I lavoratori devono sapere oggi cosa accadrà nei prossimi mesi. Per risolvere la loro vicenda ci sono ancora 3 mesi, non sono pochi, ma neanche tanti. Ancora problemi di occupazione, quelli della STM. Il ministro per il Made in Italy Urso ha convocato un incontro a Catania, ma il sindacato UGL si smarca e incalza. Vogliamo vederci chiaro, si convochi un tavolo a Roma con i vertici dell'azienda italo-francese. Tonino De Mana. L'avvertenza ST Microelectronics preoccupa i lavoratori ed agita i sindacati che a Palermo hanno dato vita ad un sit-in sotto la presidenza della regione. La risposta è stata quasi immediata, tanto che il ministro delle imprese e del Made in Italy, siciliano Urso, ha convocato un vertice a Catania previsto alle 16 di venerdì 28 marzo. Tutti contenti? Niente affatto, visto che i sindacati non vedono di buon occhio l'incontro in salsa catanese. Chiaramente ringraziamo il ministro Urso per questa convocazione, ma non ci soddisfa assolutamente. L'unico tavolo vero che si può aprire sulla discussione sulla ST Microelectronics è quello ministeriale. Non vorremmo che Catania, soprattutto in un incontro programmato alle ore 16 del pomeriggio, possa diventare solamente una chiacchierata magari di informazioni importanti, ma che non entra nel merito rispetto a quella che è una situazione molto più grande, molto più importante, che coinvolge tutto il territorio nazionale. Che succede alla microelettronica? Ma la microelettronica non è in crisi nel settore mondiale, non è in crisi, nemmeno la ST è un'azienda in crisi perché comunque continua a fare utili, ma ci sono delle dichiarazioni da parte dell'amministratore delegato Jean-Marc Chery che parla di una rimodulazione degli impianti manufatturieri e parla anche di un ridimensionamento del personale. Non siamo riusciti ancora a entrare nel merito di queste questioni, ci preoccupa molto perché non sappiamo se Catania rientrerà in questo piano e di conseguenza vogliamo vederci chiaro. La partita si sposta in ambito nazionale ed esattamente al Ministero, coinvolgendo gli attori protagonisti e soprattutto i vertici dell'azienda italo-francese. A Vittoria gli agricoltori siciliani aderenti a Coldiretti per difendere i prodotti della nostra regione, dibattere sui cibi creati in laboratorio e sulla sicurezza alimentare. Veronica Barbarino. Alle mamme bisogna chiedere: sei sicura di ciò che dai da mangiare a tuo figlio? Sventolano le bandiere gialle di Coldiretti lungo l'asse Vittoria-Parma, unendo più di 20.000 agricoltori italiani. In collegamento video nelle due città si manifesta e dibatte sui cibi creati in laboratorio, sulla loro qualità e sicurezza alimentare. Si chiede maggiore rigore scientifico nella valutazione dei nuovi alimenti, in linea con i valori europei. E da Vittoria, uno dei mercati più rappresentativi della Sicilia e dell'Italia meridionale, dove tutti gli agricoltori siciliani si sono riuniti per l'occasione, si parla e si chiede anche reciprocità nelle importazioni. Cos'è la reciprocità? Noi non possiamo importare prodotti da altri paesi mischiandoli a quelli nostri, pensando e soprattutto dopo essersi dotati di un'agricoltura che dal punto di vista salutistico e sostenibile è la più all'avanguardia. Ovviamente importare prodotti da altri paesi con regole diverse vuol dire mettere a rischio la salute dei cittadini quando si sono fatte delle scelte molto precise, sia alle importazioni ma di prodotti che abbiano le stesse regole che noi possiamo applicare. Ai comuni quindi si chiede di vigilare sui mercati ortofrutticoli e tutelare la vendita diretta che potrebbe aiutare i tanti piccoli produttori locali. Coldiretti ha inoltre lanciato la campagna digitale Facciamo Luce per promuovere un'alimentazione consapevole, radicata nella tradizione agricola italiana. I finanzieri di Ragusa hanno denunciato un imprenditore agricolo di Modica che avrebbe percepito indebitamente contributi comunitari del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia per oltre 270.000 euro.
Torniamo a parlare di acqua, al via oggi i lavori lungo l'acquedotto Ancipa per migliorare l'efficienza del servizio, ridurre le perdite e scongiurare le gravi carenze idriche, ricorderete, vissute nei mesi scorsi da diversi comuni del Nisseno. Durante i lavori saranno sospese di nuovo le forniture in diversi comuni dell'Ennese e appunto della provincia di Caltanissetta. L'erogazione dell'acqua riprenderà fra la mezzanotte di oggi e il pomeriggio di domani. Intanto i finanzieri di Caltanissetta hanno perquisito e acquisito documenti nella sede di Caltacqua nell'ambito di un'inchiesta avviata dalla locale procura sui flussi finanziari della società. Identico provvedimento nella sede della società madre a Madrid. Diventa sempre più un caso politico lo scandalo degli esami istologici all'ASP, all'azienda sanitaria di Trapani. Il manager Ferdinando Croce, che fa parte di Fratelli d'Italia, non ci sta a fare da capro espiatorio ed è pronto a portare con sé altri alti funzionari regionali. Intanto da ieri è in corso l'ispezione ministeriale e adesso sono arrivati anche i carabinieri del NAS. Manlio Viola. Non solo gli ispettori del Ministero, all'ASP di Trapani sono arrivati anche i carabinieri del NAS. Hanno tutti il compito di indagare sul caso dei 3.308 esami istologici rimasti nei cassetti senza essere refertati. Si tratta della seconda ispezione. Nei giorni scorsi era stata conclusa quella degli inviati della Regione, secondo la cui relazione sono almeno 7 le omissioni, fra cui gravi carenze gestionali che hanno portato alla sottovalutazione del problema, ma c'è una classe medica all'ASP che non lavora. Dopo il manager Croce, gli ispettori hanno sentito il neo direttore sanitario Danilo Greco, il primario facente funzioni dell'anatomia patologica di Trapani Laura Miceli, la omologa dell'ASP di Palermo Teresa Barone, che per conto dell'assessorato regionale alla salute ha coordinato il piano per la definizione dei referti arretrati, distribuendo il lavoro in altre ASP siciliane. E adesso la vicenda diventa politica, con Schifani che invita sotto traccia Croce a dimettersi, ma l'ex vice capo di gabinetto dell'assessore Razza, che non intende mollare, conta sull'ispezione ministeriale per cambiare gli equilibri in campo. Duro invece il vicepresidente della Camera, il forzista Giorgio Mulè. E laddove ci sono le carenze o le gravi carenze, un bravo manager, se non ha risposte, visto quel carico che è stato nascosto peraltro, più o meno si incatena davanti all'assessorato fino a quando non ottiene le risposte che deve dare ai cittadini. Che ci sia stata la sottovalutazione tragica di questo caso lo dimostrano le metastasi della signora Gallo, le metastasi della signora Di Marsala, l'infermiere che è morta a Salemi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma Ferdinando Croce non ci sta ad essere il capro espiatorio di questa vicenda e sembra pronto a trascinare con sé altri nel baratro, dal dirigente generale Salvatore Iacolino all'attuale assessore Daniela Faraoni, che da manager dell'ASP 6 avrebbe ignorato la richiesta di aiuti per smaltire l'arretrato. In questo clima la relazione ministeriale diventa determinante. Vedremo dunque gli sviluppi. Intanto a Catania c'è una vera e propria terra dei fuochi. Brucia ancora la spazzatura accatastata nei pressi del faro Biscari, uno scempio ambientale documentato anche ieri che mortifica la città e annulla ogni progetto di rilancio. Tonino De Mana. Brucia ancora e brucia vedere uno scempio del genere a pochi passi dal porto e sotto lo sguardo dei turisti. La terra dei fuochi di Catania, senza catastrofismi, ha il sapore acre del fumo che rende irrespirabile l'aria e che certo non fa bene alla salute. Ieri è stato necessario evacuare anche la scuola Dusmet Doria di Via Playa. Oggi si prende atto che l'affaccio a mare è tutto tranne che attrattivo per buona pace di chi si cimenta in programmi turistici e di rilancio, mentre si indaga per risalire agli autori che quasi certamente la passeranno franca. A pochi metri dall'ex Italcementi, dove si è sviluppato l'incendio di rifiuti e plastica, si continua a scaricare di giorno e di notte. Guardate com'è ridotta via Barcellona. Ci sono sempre le stesse persone che buttano la spazzatura. Le è capitato di vedere persone che scaricano? È capitato litigare con le persone che scaricano. Sicuramente non è un bell'aspetto vedere questa spazzatura e non è facile lavorare in questo contesto. Ci sono le telecamere ma non funzionano, credo che non funzionano perché se no non succederebbe questo disastro, perché è un disastro. Vuole lanciare un appello al sindaco trentino? Se il sindaco potrebbe fare qualcosa, telecamere, mettere magari a ronda, fare un giro
con i vigili urbani. E questo è lo spartitraffico di via Acquicella Porto, dove la spazzatura occupa ogni cosa a ridosso di un attraversamento pedonale. C'è anche un vecchio baule, ma in questo caso la caccia al tesoro non c'entra nulla. Alcune telecamere ci sono, ma non sono funzionanti. Ed allora, ci chiediamo, non sarebbe più utile far passare qui i mezzi dell'esercito che vengono utilizzati in via Etnea? Una presenza costante potrebbe essere un ottimo deterrente qui, dove lo Stato è il grande assente. Vedremo tra poco, perché torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania Trentino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14.30. Ricordo che per le vostre domande, segnalazioni e anche lamentele potete scrivere al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviare una mail a Sicilia24Focus, tutto unito, @telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor, appunto, alle 14.30 con un'ampia pagina riservata ai vostri messaggi. Vacanze a €1 in Sicilia per almeno un weekend. L'iniziativa è del comune di Siculiana, in provincia di Agrigento, vicinissima alla splendida Valle dei Templi. Tante le adesioni. Davide Sardo. Dopo le case a €1, in Sicilia arrivano anche le vacanze a €1. L'iniziativa è del comune di Siculiana, Borgo Marinaro, vicino alla Valle dei Templi di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Il portale Siculiana Turistica ha lanciato il contest Vacanze a €1 che offre alle coppie un weekend romantico e culturale il 4 e 5 aprile. 2 giorni tra visite guidate, degustazioni di prodotti tipici e attività esperienziali per immergersi nelle tradizioni locali. Sono previsti dei tour culturali, quindi tour all'interno del centro storico, ma anche tour naturalistici con passeggiate a Siculiana Marina e a Torre Salsa, ma esperienze anche culinarie. In tantissimi hanno partecipato al contest inviando video creativi per candidarsi. E l'idea di vacanze a €1 ci consentirà, come in effetti sta già avvenendo, di arrivare ad un vasto pubblico. Ora una commissione è già al lavoro per selezionare le coppie vincitrici che vivranno un'esperienza indimenticabile a solo €1. Speriamo che ne facciano un'altra dopo quella del 4 e 5 aprile, così almeno ci iscriviamo anche noi e anche voi. Oggi, non dimentichiamo, è la festa del papà e tra messaggi, lavoretti dei bambini, dolci della tradizione, si festeggia una figura importante delle nostre vite, che però si è trasformata nel tempo. Prima autoritario, ricorderete, oggi invece sempre più presente, emotivamente coinvolto. Il servizio è di Eva Spappinato. Sapete che giorno è oggi? La festa del papà, certo. La festa del papà? La festa del papà. Oggi andrò a cena con mio padre per celebrarlo. Un messaggio appena svegli, una letterina da consegnare o un appuntamento romantico non conta l'età per festeggiare una delle figure più importanti delle nostre vite, che nel bene o nel male lasciano il segno nell'intimo dei propri figli. È una persona che mi ha dato tanto e che merita tanto. È il mio principe azzurro. Un ricordo legato a tuo padre? Il ballo dei 18 anni è stato sicuramente un momento bellissimo. I più piccoli invece preparano i classici lavoretti. Questi sono stati realizzati dai bimbi della quarta elementare del San Giuseppe. Abbiamo fatto un segnaporta, ufficio di papà Davide. Ognuno di voi ha rappresentato il lavoro del papà. I soldi perché mio padre lavora in banca. Qua c'è una toga invece, perché? Perché mio padre è un avvocato. C'è anche una letterina. Una specie di poesia per papà. Cosa avete messo dentro ogni singolo lavoretto? Tanto? Tanto amore. Una figura che si è trasformata nel tempo. I nuovi padri, usando le parole dello psicoterapeuta Alberto Pellai, interpretano il loro ruolo non solo nella logica della responsabilità normativa, ma anche di quella emotiva e affettiva. Ma soprattutto sono interessati alle esigenze di questi bambini. È scomparsa ormai la figura del papà autoritario che non si vedeva mai. Smesse le vesti di politico, rappresenta in pieno la figura del nuovo papà Giancarlo Cancelleri. Spera sempre di dare il contributo migliore a loro. La ricorrenza è legata alle celebrazioni in onore di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, e la tradizione passa anche dalla tavola. Immancabili oggi le zeppole fritte o al forno, come queste, e le crispelle di riso col miele, da mangiare tutti insieme prima di dire
Che carini. Facciamo la pausa, tra poco il calcio. A Palermo resta Dionisi, a Catania ripresi gli allenamenti, mentre si svuota l'infermeria. State con noi. Calcio nulla di fatto, il ribaltone non c'è. A Palermo resta Alessio Dionisi, che fino a lunedì era virtualmente esonerato. Oggi la ripresa degli allenamenti. Marco Gullà. Niente ribaltone, Alessio Dionisi resta l'allenatore del Palermo. Il club rosanero, dopo attente e fitte valutazioni sulla sua posizione, ha deciso di proseguire l'avventura con il tecnico toscano. Il Palermo ha cercato un'alternativa, ma la durata del contratto proposta fino a fine campionato non ha convinto la maggior parte degli allenatori che sono stati consultati. Aveva invece dato la sua disponibilità all'ex rosanero Beppe Iachini, ma alla fine la trattativa non si è concretizzata. Resta quindi Dionisi, che avrà l'arduo compito adesso di ricompattare l'ambiente, scosso e a pezzi dopo giornate di interlocuzioni con altri allenatori. Un caso anomalo, sembrava ormai scontato l'esonero, poi però la retromarcia legata al diniego dei tecnici contattati come Andreazzoli. Oggi intanto la ripresa degli allenamenti a Torretta, rosanero che riavvieranno i motori dopo la sconfitta con la Cremonese e in vista del match di domenica 30 marzo a Salerno. I playoff restano alla portata, per ora un solo punto di distacco dal Bari, ma le posizioni migliori sono già diventate un miraggio, 7 punti dal quinto posto. 8 giornate alla fine, per il Palermo inizia un nuovo campionato. E anche a Catania oggi ripresa degli allenamenti, in questo caso dopo la vittoria nel derby di Messina. Toscano sta pian piano recuperando tutti, l'ultimo potrebbe essere Celli. Il tecnico, in vista della gara contro il Crotone, avrà altre alternative. Francesco Triolo. A fare la conta degli uomini, Mimmo Toscano quasi non ci crederà. Dopo la vittoria nel derby di Messina e la sgambatura di Scarico, la ripresa degli allenamenti porta al tecnico rossazzurro una rosa finalmente più ampia. Toscano, nella settimana che precede la sfida playoff contro il Crotone di domenica al Massimino, potrà finalmente valutare e scegliere al meglio. La necessità di adattare uomini e posizioni sembra ormai appartenere al passato di un momento certo non facile per il Catania. I risultati aiutano inoltre perché la striscia di imbattibilità di 6 gare ha creato fiducia ed entusiasmo alimentato dal successo non banale del Francoscoglio. Il reparto che più ha sofferto in passato è stato sicuramente quello del centrocampo, dove adesso a parte Guglielmotti non c'è più il cartello emergenza appeso. Questo significa che Toscana adesso ha più di un'alternativa per le scelte, anche in attacco, dove è vero, manca il bomber principe inglese, ma ci sono Montalto e De Paoli, affiancati da Jimenez e Stoppa, che sono certamente soluzioni di un certo spessore. I ritorni di Lunetta e di Tacchio poi potrebbero essere replicati anche da quello di Celli, alternative che soprattutto sulle corsie esterne possono dare continuità ed intensità al gioco dei rossazzurri. E domenica a Messina in panchina c'era anche Sturaro, fermo da tempo, che però potrebbe tornare utile nella fase più importante del campionato o del post campionato, perché il Catania, continuando così, può serenamente candidarsi a mina vagante dei playoff. Ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.